se casca male, vedete, se casca di qua, 7 cm per 7 di altezza, ok? Chiaro? Controlliamo un attimo magari la fibra prima, che sale leggermente, ma proprio leggermente sulle anche più olio a sfavore, ma è praticamente così. Ok, mentre da questo lato, vedete qua si vede quello di cui parlava Andrea, l'andamento delle fibre, no? Poi andiamo perché sennò... Ok, ti faccio... Indicativamente in un caso relativo anche quello di cui parliamo nei corsi. Questo è un albero il cui diametro, la cui dimensione è più della lunghezza della barra di guida. Okay? Quindi Andrea sta facendo un taglio d'abbattimento che si chiama a ventaglio tirato. E il procedimento è quello che sta facendo lui. Appunto, per spiegare brevemente, se appunto solo con un taglio da una parte, con quella lunghezza di barra non ce la faceva a tagliare tutto l'albero. Quindi c'è un procedimento che permette di fare tutto il taglio. L'importante è che il taglio d'abbattimento sia tutto sullo stesso piano, ok? Non è la stessa cosa fare un taglio di là e poi venire di qua e farne un altro. Questo tipo di taglio ci permette di creare una base tutta sullo stesso piano. Appena l'albero inizia a muoversi, l'operatore si sposta e lascia via di più. Libera! Bene, se vogliamo ancora avvicinarci un attimo così... Perfetto. Abbastanza. Rispecchia le dimensioni, le proporzioni di cui abbiamo parlato prima. Tacca di direzione, cerniera. E questa parte qua è tutta quella del taglio d'abbattimento. Capite che uno dei motivi per cui la tacca non si fa più grossa è perché con una tacca di questo tipo abbiamo ancora tanto spazio dietro, quindi tanto posto per i cunei e anche una leva più lunga, che sicuramente ci aiuta, soprattutto con piante grosse dove bisogna lavorare tanto con i cunei. Che avete visto utilizzare durante l'abbattimento, sia nella fase di tacca, praticamente l'operatore si posiziona dietro la motosega e traguarda con questa linea qua e la utilizza da mirino, ok? E inoltre verifica che i due tagli, sia della tacca che il taglio d'abbattimento, vadano entrambi nella stessa direzione. Malauguratamente richiamarsi la fune dentro mi farebbe male alla mano, okay? Allora io faccio una capacità maggiore di tenuta rispetto al grado 80. Catena ha un gancio, la catena è un ago che serve per passare la catena sotto il carico e legare il carico. Adesso vedremo come si fa e facilita. Con il vericello. Lo strascico diretto invece quando il tronco è attaccato al vericello si va via col carico. Adesso lo vedremo. Quindi venite con me e andiamo a agganciare un carico. Attaccheremo questo carico qua. Quindi come funziona? La fune arriva, l'ago passa così, in questo senso. Di solito passiamo l'ago nella direzione della fune, ok? Quindi dove arriva la fune l'ago va verso la fune, ok? A parte che qua conviene metterlo così. Allora in questo caso qua devo fare una variazione perché ho un ostacolo, ok? Quindi metterò il gancio in questo senso qua, venite a vedere. Più che altro facciamo così, io te lo alzo e te me la passi sotto, ok? Se riesci a passare abbastanza in testa così.
10. Allora, e qui faccio lo stesso discorso. Allora, gancio indietro così. Ok. Passo la catena davanti. Il choker terminale ha un senso perché vedete che è curvo, quindi occhio. Allora 30 cm e più o meno 20 cm dalla testa, bisogna metterli in pari in modo tale che poi il carico arrivi tutto alla stessa distanza. 20 gradi, perché se no si nervano la fune, ok? Cerchiamo di fare uscire sempre la fune dritta. Dopodiché qua io cosa devo fare? Devo portare il carico nella direzione di esbosco, quindi userò una carrucola di rinvio. Guardate un po'. Sì, proprio non passa via. Vedete che la corona Adesso, ok, grazie. uno, mi si libera l'altro, lo tiro uguale. Arrivo allo scudo.